Amici, bentrovati. Oggi vi farò vedere una serata davvero particolare. Siamo al ritrovo a Predanieda, ma come vedete il locale è vuoto. Normalmente la serata si sarebbe dovuta fare qua dentro, ma come vedete non c'è nessuno. E sapete perché? Adesso ve lo faccio vedere. Perché è venuta talmente tanta gente che qua non bastava lo spazio. Allora hanno dovuto sbaraccare tutto e andare fuori, perché davvero è intervenuta mezza Sassari, perché questa è una serata di beneficenza, è una serata dedicata a una bambina che ha bisogno del vostro aiuto, e infatti è arrivata una massa di gente e allora hanno smontato il locale per venire tutti qua fuori a partecipare a questa che è una serata per donare tutto ad una bambina che si chiama Giorgia, che deve fare un'operazione importante. La serata infatti si intitola venite in cuore per Giorgia, e la canzone infatti che stiamo ascoltando è Corazon, la sentite? Un corazon per Giorgia. Ora vi spieghiamo tutto. Allora abbiamo un omaggio per Giorgia, girati là e facciamo un applauso a questa bambina splendida alla quale auguriamo tutto il bene di questo mondo. Prego Giorgia, vai, senti là e ti dedichiamo la prossima canzone, emozionatissima. È una bambina molto timida. Per Giorgia. Leonardo, ben trovato, uno degli organizzatori di questa kermesse che ovviamente, essendo enorme, non potremo in pochi minuti televisivi far vedere tutta. Cercheremo di dare spazio a tutti, ma sarà impossibile. Per questo ci tenevi a ringraziare tutti gli artisti intervenuti. Assolutamente sì, io voglio ringraziare di cuore veramente i vari artisti che sono intervenuti. In primis i Gitans Family, che hanno messo a disposizione la loro strumentazione, ci hanno fatto il service per poter permettere anche agli altri artisti di poter cantare. Ma non ci dimentichiamo di Sassari Vecchio, non dimentichiamo Pino Caserta, Andrea De Rio. Può finire che mi dimentico anch'io. Esatto, infatti capite perché questo. dico che sarà impossibile in pochi minuti dare uno spazio a tutti. Vi ha seguito mezza Sassari? Ha colpito Sì. Perché questa kermesse è stata organizzata appositamente per la piccola Giorgia, e Giorgia ha veramente bisogno di una mano da parte di nostra e di chi vuole dargli una mano. A proposito di ciò, se vi collegate alla pagina Facebook sì, è vero, di Simona Dore su Facebook. Simona Dore, potete dare una mano anche concretamente, magari attraverso delle piccole donazioni, per permettere a questa ragazzina di poter vivere in maniera normale come facciamo tutti noi. Noi vi racconteremo la sua storia. Grazie Leo. Mi auguro che questo esempio di serata valga anche per tanti altri locali e vogliano dare una mano anche ad altri bambini e altre persone che hanno bisogno, perché realmente gli artisti, e ce ne sono tanti a Sassari, hanno un cuore grande. Ringrazio tutti di cuore. Grazie. Mirko, il direttore artistico de Il Ritrovo, dove ci siamo tutti ritrovati qua. Oggi c'è davvero mezza Sassari per una
occasione molto importante, ce ne parli? Ciao Stefano, sì, noi da 2 anni ormai siamo in attività ed è questa la quarta manifestazione come tema la beneficenza. Maurizio è un cuore grande e ci ha trasmesso a noi anche questa passione della beneficenza e quindi anche noi abbiamo risposto con entusiasmo a far sì che tutto questo avvenga. Noi siamo qui oggi per Giorgia, un'altra bambina come Rachele e Mattia che ha bisogno del nostro aiuto e noi lo facciamo interamente con ciò che abbiamo, la nostra disponibilità, l'amicizia, perché noi, essendo un po' nell'ambito artistico come te, grande Stefano, noi chiamiamo gli amici nostri a venire ad aiutarci a dare. Maurizio mette a disposizione tutto l'incasso sarà devoluto per la beneficenza, cosa che nessuno fa al giorno d'oggi e sono orgoglioso di farne parte di questa grande famiglia del ritrovo. Allora, la serata sarà molto lunga, è iniziata presto e finirà molto tardi, quindi sarà un racconto lungo durante il quale ovviamente vi racconteremo anche la storia di Giorgia e ve la faremo conoscere, lei e sua mamma. Per adesso, buona serata. Grazie a tutti e buon divertimento e grazie ancora. Un bacione e un cuore per Giorgia. Simona, la mamma di Giorgia, mezza Sassari qua per te e per tua figlia, credo che sia emozionante. Sì, è una cosa bellissima. Loro si sono fatti promotori di questa iniziativa perché sollecitati da te o perché hanno conosciuto la storia di tua figlia? Allora, tutto è nato da Paola. Paola è una mia amica e ho contattato a lei e lei si è subito resa disponibile chiamando appunto Maurizio locale, ma tutto nel giro proprio di pochi minuti mi ha richiamato, mi ha detto guarda che si fa. Perché hai avuto necessità di chiedere aiuto e di coinvolgere Paola che poi ha coinvolto tutti gli altri? Allora, abbiamo fatto una raccolta fondi tramite Facebook che però è entrata in blocco. Abbiamo spiegato anche un po' la situazione di Giorgia, dove appunto la bambina da quando aveva 1 anno e 6 mesi è entrata in coma per il diabete, quindi da lì è stato un susseguirsi di casi clinici, diciamo così. Però, ripeto, era tutto bloccato, quindi mi sono trovata proprio in panico, diciamo così, perché ho detto aiuto, la bambina comunque deve partire, in una maniera o nell'altra deve partire. Ma perché cosa succede se la bambina non parte? Lei ha un blocco atrioventricolare di terzo tipo con un impianto pacemaker. Se la batteria le si scarica, il cuore le va in arresto, in poche parole. Cioè, e siamo a rischio che si stia scaricando la batteria? No, la batteria si sta scaricando. Lei ha tempo sino a settembre per partire, per essere operata al cuore. Oh, quindi avete capito, tutte queste persone che sono qua perché la cosa è urgente, va risolta immediatamente e va risolta e io credo che ci sia anche, oltre alle persone che sono qua presenti, altra Sassari che ha voglia di partecipare. Sì. Quindi io so che tu questa intervista non la volevi fare, ma è utile farlo sapere perché altrimenti ovviamente se uno non lo sa non può reagire. Esatto. Chi volesse, come può aiutarvi? L'unica cosa che chiediamo è che Giorgia è mia figlia, ma può essere la figlia di tutti, quindi mettersi un attimino la mano sulla coscienza. Non chiediamo grosse somme, assolutamente. €1 se fatto in tanti può fare la differenza, questo sì. Quindi se qualcuno avesse voglia di rendersi utile, come può fare? Qual è la procedura? Allora, tra un paio di giorni abbiamo intenzione di riaprire una nuova raccolta fondi tramite il mio conto bancario con il mio codice IBAN. Chi volesse donare lo può trovare tramite Facebook. Quindi mi raccomando, collegatevi nella pagina Facebook di Simona Dore, Sassari ovviamente, e la raccolta fondi dovrebbe essere già operativa quando vi collegherete. Se non lo fosse, tornate l'indomani, dopodomani, insomma, è tempo di attivarla. Sapete benissimo che Facebook non è immediato in queste cose e appena la trovate attiva fatelo, quel gesto, perché è veramente importante e urgente. Ci fai conoscere Giorgia? Sì, dove non lo so. Baby.
Grazie. Come vedete c'è tanta gente che è intervenuta a questa serata, non si contano perché sono veramente tanti e ovviamente sono qui per la causa. Poi una volta qui è ovvio che ci si diverta, è buio secondo me per la telecamera. Chiudo e ci godiamo il prossimo ospite. Roba seria, serissima. Aspetta che vedo una cosa. Scusi, ma Allora Giovanni, tu non ti spaventare, ogni tanto vieni a trovarci no, l'ha invitata qualcuno a sul San palco? Paolo. Ma l'ha invitata qualcuno sul palco? Ma cosa di una futti a te? Senta, mi scusi, salve, signora Allegra, signora Speranza, signora Gioia, posso disturbarla un secondo? Assolutamente no. Ma dovrei fare l'intervista. Ragazzi, una futti, sono niente. E non può mangiare dopo, sa, c'è la telecamera che ci riprende. Oh, burughito, non va metto. E che cosa me ne fai? Mantienilo. Che schifo, si sieda. No, lo mantieni tu. Venga, signora Gioia, allegra e speranzosa. Cosa ti manca? No, nulla, volevo semplicemente intervistarla perché lei è l'artefice di tutta sta Ma cosa. perché stai ridendo? Ha ragione, è una cosa seria in effetti. Facciamo la trasformazione? Eccola! Ciao Stefano. Ciao Paola, dal cabaret alle cose serie così in un Yes. attimo. Oh, è eccezionale questo personaggio che mi piace un sacco, la gente moriva da ridere. Allora, scherzi a parte, tu hai un grande merito oggi perché ti sei presa questa incombenza. Anche se poi penso sia stato facile perché ti hanno seguito Sì, tantissimi. allora è stato molto facile qua fare una cosa del genere, primo perché abbiamo un titolare, Maurizio Allocca, e la compagna Daria Ste, che hanno un cuore enorme e quindi sempre disponibili per queste iniziative così importanti. E poi diciamo che qua ho acquisito una certa fama, per cui la gente mi segue visto. e ha aderito molto volentieri, tutti i miei colleghi, Leonardo, Mirko, tutti gli artisti, veramente sono... Allora, l'anomalia di questa serata, ecco perché ne abbiamo parlato tanto in questi giorni e ci tengo così a raccontarvela, è questa, che di solito quando ci sono le iniziative di beneficenza si dona tolte le spese, che ci sono, come in ogni serata, per carità, qua no. Qua no. È tutto completamente... Tutto completamente a favore della famiglia della bambina che purtroppo deve partire per un intervento al cuore, per cui tutto ciò che si incasserà dalla cena sarà devoluto a lei. Siete stati veramente carini, avete un cuore grande ed ecco perché si respira questa gioia fuori, perché state Ma facendo... infatti io mi sono commossa perché ho visto questa fiumana di gente, tutti per questa bambina, io sono molto sensibile, devo dire la verità, quindi mi ha fatto proprio commuovere questa situazione, calore e poi una bambina meravigliosa che veramente... No, ma poi in questo mondo che corre, Sì. ognuno per sé... Tutti egoisti, non tutti, molta gente, ma infatti, anche vedi, molta non gente tutti. di buon cuore. È vero. Purtroppo si corre solo e si vive solo per se stessi, invece vivere e donare una parte di te, anche quello che puoi, non è necessario che tu doni milioni di euro. Io dico, stare goccia a bene. goccia si riempie l'oceano, ecco cosa voglio dire. E ti fa stare bene, perché fa stare non solo benissimo. Simona, la mamma di Giorgia e Giorgia ne godranno di questa cosa, ma anche voi, perché vedi, vi fa bene. Sì, io sono molto felice oggi, anche il mio crollo diciamo psicologico è dovuto proprio al fatto della sensibilità. Io ancora non sono riuscita a vincere questo mio lato. No, tienitelo per sempre, ma stai scherzando, è la cosa più È bella. bellissimo dare per gli altri. Grazie Paolo. Grazie a per te quello che hai Stefano. fatto. Liberti così si fa zini da giovani, non si può dimenticare. In giro è molto detta, tutti metti tirate una pizzina da ziccare. Anche Pino Caserta presente, perché con la musica, lo state dimostrando, si può fare tanto. In pratica sì, io tutte le volte che mi chiamano a fare beneficenza sono pronto. È vero, tu sei sempre a disposizione. Sempre. E anche questa volta, grazie agli amici di qua, insomma, mi trovo presente a fare qualche pezzo mio
e poi qualche cover. Ricordiamo cosa fa Pino Caserta, perché tu fai un genere proprio tuo, Pino Caserta. Cosa hai in ballo in questo periodo? Ma praticamente ho 2 libri in giro pubblicati senza pagare nulla, cosa difficilissima. Non mi sono dovuto comprare nemmeno una copia. Cosa difficilissima, perché oggi se non ti compri una 70-100 copie non ti pubblicano. Poi scrivo canzoni, ho scritto un pezzo trap per un ragazzo che fa questo genere e poi ho scritto un reggaeton per Mario Donato Vinci. Grande! Il ragazzetto di Sassari, bravissimo, gli sto scrivendo io i pezzi ultimamente. Mamma mia, capite perché lo invitano dovunque? Perché tanto fa talmente tante cose che in ogni manifestazione fa una cosa diversa. Riesco a fare qualcosa, ad intrufolarmi. Ed eccola qua, vi presento la mitica Giorgia. Ben trovata, sei contenta che tutta questa gente qua per te? Sì, un po'. Ti era mai successo? No. Questa qua la dedico a Giorgia, da parte mia e da parte del gruppo Sassari Vecchio, una rosa in zero. Sono felice perché mi cambiano la macchinetta, così magari anche mi impegno di più nello studio e riesco anche ad attivarmi di più, perché ora invece che ce l'ho più bassa la macchinetta riesco a concentrarmi meno, invece con la nuova riesco a concentrarmi di più. Ma perché questo? Cosa vuol dire concentrarmi di meno? Perché cosa ti comporta? Cosa ti fa? Non lo so, riesco a concentrarmi di meno, riesco anche a memorizzare anche meno cose. Ti senti più stanca sicuramente. Molto, invece con quella nuova magari mi posso risentire più attiva, più energica. Ti darà più energia. Non la mattina senza mamma che mi dica 3 ore giù alzati, giù alzati. Con la scarpa qua. Alzati! Quindi da settembre ti alzerai così come un grillo. Adesso Giorgia ci sta guardando un sacco di gente da quell'altra parte. Se potessi parlare con loro, cosa gli chiederesti? Che in questo periodo ci vogliono tanti soldi per partire, perché devo andare anche andata e ritorno, quindi ci vogliono molti soldi, non solamente andata e stare lì, poi aspettare altri giorni, mesi e per poi rivenire, insomma. Ci vogliono molti più soldi del previsto. Ah, perché poi devi stare sotto controllo. Poi credo che una volta riattivato del tutto posso andare a casa, e anche sperando che quando rientro a casa mi riprenda molto presto, perché prima c'era voluto tanto tempo per riprendermi. Cioè, quanto ci hai messo? Non me lo ricordo, mi sa 3 mesi. Va bene Giorgia, so che devi andare a mangiare, quindi ti lascio. So che però volevi fare un pensiero per le tue compagnette di scuola, perché ti sono state anche loro molto vicino, soprattutto quando eri in ospedale. Mi hanno mandato i video in cui mi dicevano: ciao Giorgia, speriamo che ti riprenda presto, e io ora gli voglio dire tanto grazie perché mi sono state molto vicine. Va bene, la cosa importante però, ve lo ripeto per l'ennesima volta, non sia che ve ne dimentichiate, l'importante è che vi colleghiate alla pagina Facebook Simona Dore. dove potete donare quello che volete, anche €1, non è importante, ma se lo fate tutti è tanta roba, lei potrà partire a settembre. Vi ripeto, se non trovate la possibilità di donare in quel momento, aspettate 1 o 2 giorni, perché Facebook c'ha i tempi suoi, ma poi la troverete attiva. Grazie Giorgia, buona cena.
Grazie a tutti. Sassari E grazie a Vescovi. Cittadini che mi hanno accompagnato. Io vorrei, visto che qui sono stati venduti anche dei biglietti della lotteria, vorrei che ci fosse l'estrazione per la bimba. Quindi un attimino abbiamo bisogno di 3 bambini che possano estrarre i nomi che hanno diritto al premio. Il primo premio sarà estratto da Giorgia in persona, quindi un applauso a Giorgia. Allora, intanto io chiedo il nome ai bambini che stanno estraendo. Tu come ti chiami? Lo sappiamo. La grande Giorgia, tutto per lei questa serata. Aurora, del nome, e Massimiliano. Allora, Secondo premio lo estrae Aurora. Chiudi gli occhi. vai Aurora, chiudi. Olè! Carla Carta. Ladies and gentlemen, primo premio estratto Da Giorgia in dalla nostra persona. Giorgina. Chiudi gli occhi. Olè! Lo facciamo leggere direttamente a lei. Giuseppe Peppino Loi. Giuseppe Peppino Loi. Cosa vince? Un box sound round che Sembra- 2000 watt. No, beh. Guardandolo da qua sembra un bidone della Si differenziata. attacca al telefonino in Bluetooth e fa sentire la musica all'esterno. Grazie Abbiamo a anche tutti. concluso questo, ringraziamo Giorgia e lasciamo lo spazio ai musicisti. A questo punto è arrivato il momento clou della serata, non fosse altro perché loro sono i ragazzi che hanno messo a disposizione tutti gli strumenti che vedete, il service, le luci e l'audio affinché questa serata potesse funzionare al meglio. Li stiamo raggiungendo, sono qua perché oltre ad aver messo tutto a disposizione, oltre ad esibirsi, come vedete, stanno anche gestendo parte delle luci e dell'audio, quindi davvero dei ragazzi carini e di cuore. Non so se li vedete, sono i Gitans Family, adesso li sentiamo cantare. I Gitans Family, grazie! Segui i tuoi sogni. Dedicato a Speriamo Giorgia, si possa- senti.